Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, stavamo facendo una raffica di problemi a oltranza, continuiamo dall'esercizio 49, vediamo se oggi riusciamo ad arrivare in columi più o meno al 60, ok, magari sbagliamo subito. Ok, qua in questa posizione il nostro avversario ha giocato torre F4, allora il bianco ha la donna in più, torre F4 deve essere una mossa cattiva, il bianco ha una donna in più, però il suo re è debole, non ha mobilità. Noi potremmo prendere la torre, ma se prendessimo la torre il bianco sarebbe libero di giocare molteplici mosse, come cavallo per E4 o altre. Forse potremmo giocare torre H1, che è forzante. Lui gioca, deve tornare indietro, noi catturiamo in F1. No, chiedo scusa, torre H1, torre F1, alfiere di 2 scacco, perché il re non può andare in F1 perché c'è la sua propria torre, non può andare in F2 perché c'è il nostro cavallo. Quindi dovrebbe dare la donna per D2, allora che prendiamo in F1, deve giocare re per F1, noi giochiamo cavallo per D2, catturando la donna, il re si muove, prendiamo in B1, lui prende in B1 con il cavallo, però il finale dovrebbe essere vinto per noi, perché i pedoni, se noi cambiamo tutti i pezzi, i pedoni sono 1, 2, 3, 5, 6 pedoni contro 4. Quindi se non vado errato, torre H1 dovrei vincere, quindi ripetiamo torre H1, poi non so c'è anche di meglio, torre F1, alfiere D2, donna per D2, torre per F1, re per F1, cavallo per D2, re da qualche parte, cavallo per B1, con finale presuntamente vinto. Vediamo, vediamo se è sbagliato o no, torre H1, ora giochiamo alfiere D2, alfiere D2 credo, no? Sì, torre per F1, cavallo per D2 e qua il finale è vinto. Va bene, in questa posizione il nero ha giocato cavallo B6. Ora, se non vado errato, penso che qua il tema tattico potrebbe essere la mancanza di mobilità della donna nera. Ora questi esercizi sono difficili. L'elo dell'ultimo esercizio era 2600. Quindi ora bisogna stare molto attenti. Allora, qua quindi la donna nera non ha mobilità. La donna e l'ultima mossa nera, il cavallo in B6 restringe la mobilità della propria donna. Quindi qua, per esempio, cosa succede? Se noi giocassimo B4, ora se lui gioca donna per A3, perché non ha altre case, la donna non può ritirarsi perché c'è il proprio cavallo, non può andare in A6 perché c'è l'alfiere, e su B4 donna per A3, torre B3, no, dovrebbe guadagnare la donna, e su B4, se lui gioca C per B, A per B non dovrebbe cambiare la sostanza della cosa, su donna 3, torre B3 dovremmo vincere. Vediamo, B4, no? Penso, B4 e torre B3 no, non vince. Torre B3 con guadagno di materiale decisivo, la donna è caduta. Va bene, l'ero di questo esercizio era 2677, ma mi sembrava che la volta scorsa fossero più difficili, quindi non so con che criterio impartiscono i punteggi elo ai problemi. Allora, in questa posizione abbiamo molti pedoni in più, ma lui ha la coppia degli alfieri, il nostro re in pericolo. Se noi dessimo degli scacchi e avanzassimo i pedoni, potrebbe darci matti, o potrebbe esserci reti di matti o perpetui. La donna è sotto attacco, anzi non possiamo avanzare i pedoni perché la donna è sotto attacco. Allora, secondo me, vedo che uno schema di matto, quindi anche qua a volte uno deve fare tantissimi esercizi, o lo vedi o non lo vedi, che magari uno ha fatto altri esercizi prima con temi simili. Qua uno vede che la donna, se arrivasse in F8, darebbe matto. Quindi potrebbe essere un tema di sgombero, ovvero clearance in inglese, perché su Lichess per esempio sono classificati solo in inglese, uno su chess.com o Lichess può fare gli esercizi tematici. Allora, secondo me, cavallo D7 potrebbe vincere, perché se gioca alfiere per D7, donna F8, scavalcando appunto il cavallo che è scomparso, è matto. Su cavallo D7, l'unica altra mossa legale del nero è re G7, allora che potremmo comunque entrare in F8, e re può andare in H7, cavallo F6 matto. Ok, responso cavallo D7 vince. Cavallo D7, game over. Ok, in questa posizione il nero ha preso in A1, ora il nero ha molto materiale in più. Allora ora i temi potrebbero essere due: o provare subito a dare uno scacco in F7, oppure eliminazione del difensore. A me piace molto anche torre per D6 che elimina
il difensore della casella F7 e gioco alfiere F7, alfiere F7, re F8, il re si sposta e non vedo come continuare. Posso dare una scoperta ma ancora non vedo come vincere. Forse torre per D6, no? Ho bisogno di eliminare il difensore, poi metterò qualcosa in F7. Su torre per D6, se gioca C per D e per D6 qualcosa, non F7. Se gioca torre F8, giocherò alfiere F7. Se gioca alfiere per E5, sempre alfiere F7. Quindi probabilmente il cavallo in D6 e il difensore più forte deve essere eliminato. Speriamo in bene che questa sia la mossa. Torre per D6 corretta, adesso alfiere F7 e poi matto. Game over. Ok, abbiamo questa posizione. Esercizio 53. Allora, qua dovrebbe esserci due temi. Due temi possibili potrebbero essere catturare in C6. Allora, il cavallo che ha poca mobilità, questo cavallo potrebbe essere intrappolabile, però su donna C7, ma il punto è che magari gioca, il cavallo non ha tante caselle, su cavallo A7 alfiere per G2 scoperta, ma su donna C7 lui può giocare alfiere F4 con infilata. Anzi, sto dicendo una baggianata perché in realtà se muovo la donna mi cade la torre, mi sta dando un doppio. Ho iniziato subito a pensare alle idee del nero. No, l'altra cosa era provare a vedere se posso sfruttare dei problemi sulla colonna D. Allora qua potrei catturare il cavallo, alfiere per C6, attaccare l'alfiere con tempo con donna D6 per occupare la colonna D. Questa era la mia prima idea appena ho visto la posizione, ma non inchiodo nulla con la donna davanti perché gioco donna D6, lui sposta l'alfiere indietro, torre D8 e lui può spostare l'alfiere. Invece si vince con alfiere per C6, alfiere per C6 e ora gioco torre B6 attaccando l'alfiere e ho l'intenzione di trasferire la torre in D6 da dove attacchiamo D1 e vinciamo. Take, take, torre B6, torre D6, l'inchiodatura vince. Ok, questo è un esercizio difensivo. Il nero ha appena giocato donna H4, minacciando matte. Allora qua, lui vuole giocare alfiere G3, scoperta, alfiere da qualche parte scoperta e darci matto. Penso che vinciamo catturando il cavallo, perché poi se ci dà una scoperta, noi torniamo in H3 e vinciamo. L'unico problema, su donna per D7, magari ci gioca F5, chiudendo il passo alla nostra donna. Ecco, qui bisognerebbe pensare su donna per D7. Donna per D7 F5 un po' scocciante, si potrebbe anche prendere il pezzo e poi pensare, però proviamo a vedere un attimo. Donna per D7 F5. Mi piacerebbe non avere il pedone in E3 per poter giocare alfiere G5 intrappolando la donna nera, ma purtroppo il pedone in E3 il pedone in E3 non ci aiuta. Allora iniziamo, donna per D7. L'altra idea potrebbe essere, allora per ora il materiale è pari. Il materiale è pari, non abbiamo nulla in più per ora. Se prendiamo in D7 abbiamo un pezzo in più, ma lui ci gioca F5, abbiamo detto. Ah, che stupido. Se gioca donna per D7 F5, posso muovere il cavallo in G5, ora se mi dà una scoperta copro in H3. Dopo donna per D7 F5, cavallo G5, se mi cattura il cavallo prendo in H2, l'attacco è finito. Donna per D7 vince. Ok, cavallo E5. Ora a questo punto, perché F5 perdeva, ora dovrei vincere, no? Con donna H3, donna per H3, G per H3, recupera il pezzo in F3, allora che gioco re G2, con attacco doppio, no? Contro il cavallo in F3, con attacco contro il cavallo in F3 e l'alfiere in H2, quindi qualcosa dovrà perdere il cavallo, l'alfiere, quindi donna H3, no? E vinciamo. G per, re G2. F5, ora basta spostare il cavallo e si mantiene lo status quo. In C5 può venire attaccato, veniamo nella casella più solida, C3, e dovremmo vincere. Game over. Ok, re per F3. Ok, vediamo questa posizione adesso. Siamo all'esercizio 55. Chess.com dice che l'elo dell'ultimo esercizio era 2855. Devo dire che in base al loro elo gli esercizi sembrano più difficili sull'E-Chess. Allora, proviamo a vedere questa posizione. What to do, cosa fare qui? Allora, vediamo, criticità. Il
pedone passato, meglio i pedoni passati, la debolezza, i pezzi forti su F7, la donna deve difendere in F7 se no perde, poi c'è anche a volte ci potrebbe essere la debolezza dell'ottava traversa. Allora, il problema potrebbe essere che se gioco E6, gioco a donna per E6, non ottengo assolutamente nulla. Allora, come sconfigliare le difese del nero? Potrei provare a giocare torre di 1, minacciando matto, ma non vedo cosa serva. Quindi che proviamo a riflettere un attimo. A torre C7 potrei provare a giocare, ma gioca donna E6. E un po' fastidioso donna E6. Quindi, ok, proviamo a vedere. Ok, che bello esercizio questo, perché non è naturale. Dopo sono curioso di sapere qual è l'elo di questo esercizio, oppure se mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Allora, torre C7, donna E6, la mossa scocciante. Potrei iniziare anche con B7. Non so se dovrei iniziare con B7 o no. Allora, vediamo un attimo. Oppure... Beh, anche donna B7 che è spudorata, se cattura la donna prende matto, ma non catturerà la donna, quindi io non so cosa vuole questo esercizio. Allora, vediamo se inizio con torre di 1. Se inizio con torre di 1 cosa può fare lui? Torre di 1, voglio dare matto. A questo punto meno male che non è puzzle race, meno male che non c'è il tempo. Ok, qua serve un'idea. Potrei prendere un pedone, perché un pedone è un pedone, ma anche un pedone passato è un pedone passato, non posso cedergli un tempo così per cose insignificanti come un pedone in una posizione così complessa, no? In realtà un pedone non è insignificante. Non so cosa bisogna fare qua. Potrei provare a fare una mossa a caso e sperare, però meglio provare a giocare bene. Allora, vediamo un attimo se posso organizzare un attacco all'ottava traversa. Gioco donna B7, lui cattura, perde. Ah no, ma cosa dico su donna B7? Su donna B7 l'abbiamo già detto che se cattura perde, ma lui sposta la torre tipo in F8 e non so come continuare. Potrei provare a giocare torre a 8, ma ho dei dubbi. Forse questa è la soluzione, donna B7. Non può prendere in B6 perché catturo in B6 e se mi prende do sempre matto. Quindi donna B7, torre da qualche parte, torre a 8. Forse questo è il modo di vincere, però non lo so. Non so, la accendiamo. Allora, siamo all'esercizio 55, non voglio sbagliare già nel 55 perché ho solo 3 errori prima che finisca il puzzle race. Allora, però proviamo ad andare per esclusione. Allora, potrei giocare torre di 1 ma non mi piace perché gioca G6, una mossa qualunque, e si libera un po' delle minacce, quindi tale idea non mi piace. Ok, vediamo un attimo, donna B7, torre F8, donna B7, mi ha detto torre F8, torre A8, e a questo punto lui gioca G6, e come vinco qua? Come vincere? Non vedo come vincere. Donna B7, non è facile. Potrei provare torre C7, donna E6, e anche qua la domanda è come vincere. Come vincere? Ok, ripensiamoci un attimo. Allora abbiamo torre di 1, però su torre di 1 innumerevoli difese. Mosse candidate: torre di 1, B7, donna C7, torre C7, B7, donna B7. Allora la mossa vincente deve essere tra queste mosse menzionate. Donna D6 potrebbe essere. Occhio, occhio, donna D6. Donna D6, perché la torre in B8 non ha nemmeno molte case. Come si difende lui dopo donna D6? Ok, no, non so se donna D6 è l'idea, però sta mossa sembra interessante. Però su donna D6 che attacca la torre semplicemente si rifugia in F8 e poi come vincere di nuovo? Sempre il solito problema, come vincere?
Allora, in casi del genere, per chi, diciamo che per chi gioca soprattutto su internet e vuole migliorare i risultati su internet, consiglio di rimanere davanti allo schermo finché non si trova la soluzione. Se no, consiglio, se no consiglio di mettere la posizione sulla scacchiera, mettere la posizione sulla scacchiera e rimanere lì fino a quando non si è risolto questo problema. Quindi non so, potrei dire, allora questi sono esercizi senza tempo. Ormai sto dedicando molto tempo, quindi io consiglierei a ognuno di voi di prendere la vostra scacchiera e provare a risolvere questo esercizio. Prenderò la mia scacchiera, ecco qua la mia scacchiera, non so se si vede la mia scacchiera, imposterò la posizione come se fosse, perché questa è una posizione difficile, è una posizione che non riesco a risolvere a prima vista e quindi è un buon allenamento in previsione di un torneo. Sconsiglio di usare il motore, perché poi uno dice non lo risolvo, uso il motore, però allora che allenamento è, no? Perché uno deve essere in grado di risolvere da solo queste posizioni. Siamo senza tempo, è un allenamento, quindi si può prendere tutto il tempo che volete. Ok, questo esercizio mi sta mettendo in difficoltà, ci sto già pensando vari minuti, è vero, parlandovi, però ci sto già pensando vari minuti e se riuscite a risolvere questo esercizio con velocità, più veloci di me, sarebbe una bella sfida. Io adesso ci penso un po' con la scacchiera e poi vi dico quanto tempo ci ho messo. Sono passati circa 15 minuti, ho pensato molto e ora devo dare una soluzione e a volte uno inventa il tema, a volte no, uno si può sempre sbagliare, quindi non succede niente se ci sarà un errore. Adesso lo scopriremo. Il punto è che non posso pensare più di 15 minuti se voglio che serva come allenamento da torneo. Perché non voglio pensare più di 15 minuti? Perché poi ho pensato 15 minuti concentrato, poi però avevo già anche pensacchiato più o meno altri 4-5 minuti, no? Mentre spiegavo le mie idee, anche se parlavo con il flusso pensavo mentre davo voce ai miei pensieri con il flusso di pensiero e quindi la concentrazione era più disordinata. Va bene, sono giunto alla conclusione che la mossa, stavo per fare donna C7, però su donna C7 prende e non riesco, gioca torre da qualche parte, non riesco a supportare il pedone perché anche lui va donna. Ho pensato che donna D6 è la mossa migliore, perché donna D6 deve essere la mossa migliore. Donna D6 deve essere la mossa migliore perché attacco la torre, poi posso conciliare minacce di matto con minacce nell'ultima traversa, per esempio su donna D6. L'unica mossa che non vedevo chiara era donna C8, su cui dovrei ripensare. Su donna C8 per esempio, se gioca le mosse più pericolose tipo torre F8, posso giocare B7 e se lui gioca C2 ho torre A8 e minaccio matto in F8. Questo è il problema, e se mi cattura in A8 promuove, vinco e non ha tempo di promuovere. E su donna D6, donna C8, ciò che stavo pensando a varie mosse, stavo pensando magari forse anche a B7, però anche E6, perché la donna non può prendere in E6 perché perde la torre. Se gioca donna C8 E6, F per E6, poi è troppo, gioco donna E7 e dovrei vincere. Quindi questa forse potrebbe essere la soluzione. E dopo donna E7, se mi cattura in B6, catturi in B6, no? Non può prendermi perché gli do matto. Quindi io un punto per donna D6. Se non è donna D6 la mossa, poi andiamo a vedere la soluzione con un motore per vedere cos'è. Vediamo. È un errore donna D6, ok? È un errore, quindi l'esercizio, l'elo dell'esercizio era 2900 secondo chess.com, quindi almeno questo. C'è un'altra posizione, ma direi di andare ad analizzare questa posizione
perché, perché andando ad analizzare questa posizione si potrebbe vedere, quindi quello precedente, no? Il 2,919. Quindi la posizione da analizzare, ok, è quella dell'esercizio precedente. Non so se c'è un modo per farlo, ma adesso mettiamo la posizione su un motore e andiamo un attimo a vedere. Ecco, ho inserito la posizione sul mio motore. In realtà la mossa, secondo il motore donna di 6 non è sufficiente, perché sembra che il nero... Allora, il nero perde se difende la torre, così, per via di E6, come dicevo. Su donna per E6 perde. Su F per E6, donna E7 non può più difendere l'ottava traversa. Può giocare donna F8, ma perde per questo attacco doppio. Dopo E6, se il nero gioca C2, gioco E per F7, Re H8 unica. A questo punto vinco in vari modi. Posso vincere con B7, ma più spettacolare. Donna per B8 e torre E7. Bellissima, ho sacrificato la donna, ma ha il pedone in C2 pronto a promuovere, ma il pedone in F7 vince torre 8 e promuovo. Allora il problema di E6, il problema di donna di 6 è torre F8, e ora su B7 lui può ottenere la parità con donna E4 o con donna B4, quindi per esempio donna E4, donna B4 si ottiene la parità, ed effettivamente torre A8, cattura in B7, non ho modo di appoggiare la promozione del mio pedone. Interessante, quindi io potrei provarmi a fare un buco per il re con H3, C2, e a questo punto devo andare ad attaccare il suo pedone. Lui catturerà il mio, catturerò il suo compatta. Sì, donna di 6 è sbagliata per vincere. La mossa vincente, secondo il motore, è B7. Allora, dopo B7, allora la minaccia è o donna di 6 o torre A8, meglio ancora. Quindi a questo punto sembra che non ci siano difese. Effettivamente B7, i pedoni passati vanno spinti, con questa semplice regola avremmo potuto vincere. Adesso su C2 si poteva giocare torre A8, non ci sono difese. Su torre per B7 tra l'altro possiamo dare matto così. Non mi ricordo perché perché avevo scartato B7, non mi ricordo, forse non ci ho dedicato la giusta attenzione. Sì, B7 avrebbe vinto. Su donna E6 si può... Ah, su donna E6 perché se prendo non riesco a fare nulla, ma posso giocare donna A8, bella, perché se prende vado a donna e poi do matto del corridoio. Se gioca torre per B7, donna per B7 si vince. Se prova a supportare il tutto, vinco con torre per B8 e donna C8. Game over. Ok. Sì, B7 è la mossa più naturale di tutte, era la mossa vincente. Come perdersi in un bicchiere d'acqua, no? Perché tutte queste mosse, donna di 6, torre C6, erano più sofisticate. Ecco, questa una buona regola, i pedoni passati vanno spinti. Ok, cosa fare dopo aver mancato un problema così? Si possono selezionare esercizi sul pedone passato, esercizi specifici su chess.com e su lichess, tanti esercizi sul pedone passato, e adesso come compito, come penitenza, e fuori dalle camere, cioè a camera spenta, farò una decina, una ventina di esercizi sul pedone passato su lichess o chess.com, e poi in un'altra puntata torneremo con questo puzzle race dalla posizione 55, la posizione successiva a questo problema. Non continuerò adesso perché dopo che uno ha sbagliato può avere l'occasione, no, di rinfrescarsi un po' la mente, di rilassarsi, un'occasione che uno non ha in partita perché commette un errore e deve convivere col suo errore per il resto della partita, no? Che può durare anche 5 ore. Uno ha sbagliato e c'è un nesso di casualità tra le mosse. Se l'avversario continua a giocare bene ci fa soffrire e noi pagheremo il prezzo del nostro errore. Ok, per fortuna ora abbiamo sbagliato un esercizio, abbiamo altre due possibilità prima di essere eliminati dal puzzle race,
Vediamo se riusciamo a fare meglio nei prossimi problemi. Ma se sono così difficili, vediamo, vedremo la prossima volta.